L'Associazione Culturale Il Piffero è nata poco più di un anno fa da un gruppo di persone già impegnate nel mondo del volontariato, con lo scopo di studiare e divulgare la storia e le tradizioni locali, con particolare riferimento a quelle di Cicagna e della Val Fontana Buona. Il primo evento che ha tenuto a battesimo è stato, nel dicembre del 2017, Natale de Navotta, una manifestazione che si è ripetuta anche quest'anno, una vera e propria festa che fa riassaporare le caratteristiche del Natale di alcuni decenni fa. Lo scopo, oltre a quello di dare voce a un artigianato di qualità, artisti che comunque si occupano in vari campi di arte e artigianato e operano direttamente in Fontana Buona e particolarmente nel territorio di Cicagna, nasce anche con lo scopo di far rivivere il centro storico del paese. Noi abbiamo a Cicagna un bellissimo centro storico che purtroppo in questi ultimi anni è stato abbandonato da tutte le attività che erano presenti, e ve ne erano parecchie. I fondi ormai in disuso del centro storico di Cicagna sono stati riaperti, sistemati e messi a disposizione di vari operatori per far conoscere i loro prodotti artigianali. Parallelamente, nella storica Villa Cavagnari è stata inaugurata una mostra dedicata agli arredi sacri della chiesa di San Giovanni Battista, la parrocchiale di Cicagna. Si riferisce agli oggetti sacri, quelli che abbiamo trovato della vecchia chiesa di Cicagna e anche recenti. Quindi abbiamo trovato vecchi candelabri, messali e abbiamo collegato a questa mostra anche i damaschi che sono sempre stati presenti durante le feste nella chiesa di Cicagna. In questo contesto è stato presentato anche l'ultimo libro di Walter Fochesato, dedicato alle poesie di Natale lette a scuola qualche decennio fa. È una ricerca che ho compiuto sui libri di lettura e sulle raccolte, sulle antologie di autore italiani tra la fine degli anni 40 e gli anni 70. Dunque è un libro che, come dire, tenta di giocare sugli immaginari e sui ricordi di infanzia, sulle memorie